Beh, mi fa piacere cogliere l'occasione che siete venuti a trovarci nella nostra nuova sede dell'associazione Fondazione, che si chiama, il nome, non diciamo, è difficile che diciamo il nome esteso, perché il nome esteso è ABC Heart Disease Foundation Onlus, perché l'attività di ricerca che noi facciamo è al 90% a livello internazionale, così il nome è rimasto in inglese sia per noi che per tutti quanti. ABC è Adria, Bassano, Conegliano e Padova, che sono gli ospedali coinvolti nella nostra attività di ricerca che ormai dura da più di 20 anni. Ora, come avevamo anche nominato in precedenza, probabilmente, o in altre occasioni nel passato, dopo anni e anni che abbiamo seguito i nostri pazienti, pensate che sono 800 pazienti, tutti colpiti da infarto, e sono tanti, seguire per 20 anni e oltre 800 pazienti infartuati è una roba impegnativa. Abbiamo avuto la fortuna di avere una brava dottoressa a Bassano, 2 bravi medici a Padova, ad Adria, un nostro professore, che era il mio professore a Padova, che ci ha aiutato tantissimo, io e Stefania qui a Conegliano. Inoltre abbiamo gli allievi che collaborano adesso. Tutti insieme abbiamo portato avanti sia il follow-up del paziente, che significa seguire il paziente dopo che è stato dimesso dai reparti cardiologici, seguirli nel tempo, valutare tutti gli eventi che hanno avuto, valutare le complicanze, valutare quelli che sono stati bene, fare dei piccoli controlli e poi, per quelli che via via morivano, indagare sulle cause di decesso, che sono un capitolo fondamentale delle cose che noi studiamo. Dottor Berton, si parla tanto di prevenzione, ma che cosa si intende con questo termine? E dal punto di vista pratico, cosa vuol dire fare prevenzione? Il concetto di prevenzione credo sia uno dei concetti più importanti dal punto di vista del ragionamento e più importanti dal punto di vista della pratica in vista del futuro. Qual è la base di questo ragionamento? La base è che i nostri pazienti, con le nostre cure, che sono molto migliorate soprattutto negli ultimi decenni, talora si arriva alla guarigione del paziente, ma in una larghissima fetta di pazienti la malattia viene cronicizzata. Cure su pazienti che sono pazienti che diventano cronici, che hanno sempre più necessità di assistenza sanitaria, sempre più elevati livelli di invalidità, è vero, per malattia di cuore, per malattia di altri organi, per malattie multiorgano che sono sempre più diffuse. Io ricordo, per dirvi un piccolo esempio, quando ho cominciato a lavorare una vita fa in ospedale, le diagnosi erano una malattia, 2 malattie, una malattia, 2 malattie, per lo più. Il giorno d'oggi è difficile, la gran parte dei pazienti che dimettiamo dai nostri reparti sono multimalattia. Il paziente è cardiopatico, è epatopatico, spesso è nefropatico. E allora quando un paziente mi chiede: ma perché dottore mi è venuta la malattia al cuore, poi mi è venuta la malattia al respiro, poi mi è venuta... Non potendogli rispondere in maniera scientifica, vero, o statistica, che sono la mia passione, sono i campi ai quali io mi dedico principalmente adesso, per fargli capire al paziente che magari è stato nell'orto il giorno prima, gli dico che le malattie si chiamano l'una l'altra, sono sempre pronte a una malattia chiama l'altra. E questo genera l'aggravamento e questo genera la cronicità. Ecco perché la prevenzione è un fatto cruciale. Se noi mettiamo sforzi, che già vengono messi, abbiamo un buon dipartimento di prevenzione nella nostra ULSS e in numerose altre ULSS, si fa già molto, ma più focalizziamo l'attenzione sui problemi della prevenzione, più guadagneremo salute. Pensate, per dire, prendo l'occasione di questa domanda, che il dipartimento che ci sostiene e che ci supporta in tutta la nostra attività con l'associazione e con la fondazione è il Dipartimento di Prevenzione della nostra regione del Veneto, che sono molto sensibili e propensi alla nostra attività. Vi nomino la dottoressa Russo perché è sempre stata molto disponibile con noi, anche la presidenza della regione è sempre stata favorevole alle nostre attività e noi cerchiamo di mettere impegno in questo campo qua. Loro ci raccomandano, ci hanno detto una volta: puntate sulla prevenzione. Andando più nello specifico, dal lato pratico, che cosa si può fare, anche magari dal punto di vista tecnologico, delle abitudini, per fare prevenzione?
È una buona domanda, ma io vorrei focalizzare l'attenzione più che sulla parte tecnologica, che è importante e la tecnologia è avanzata e sofisticata a livello diagnostico, a livello clinico e a livello terapeutico. Pensate alle TAC che facciamo, pensate agli angiogrammi, pensate alla tecnologia che si impiega nelle terapie intensive, pensate ai reparti. Posso nominare mia moglie Stefania, che è vicepresidente della fondazione ed è dottore alla nefrologia di Treviso e si occupano di trapianti. Pensate all'impegno tecnologico che c'è nel portare avanti queste questioni cliniche, questi problemi clinici. Per la prevenzione io sono convinto che sia, forse dovremmo rifletterci, pensarci bene, ma la mia risposta istintiva è questa: per la prevenzione conta di più l'aspetto concettuale, il buon ragionamento, il buon filo clinico, che non la sofisticata tecnologia. Ok, sapete che a volte dico al paziente in maniera alla buona, senza pretese, quando vengono che prendono un sacco di trattamenti farmacologici, nel cronico ad esempio, gli dico: faccia una passeggiata, camminare 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti, vale più di una pastiglia, vale più, ok? E lo dico con convinzione,